un espresso semplice. Americano? Espresso normale, non macchiato. Io lo prendo liscio. Una macchiata con un po' di zucchero. Liscio, macchiato, in tazza grande o piccola, il caffè in tutte le sue sfumature è una delle bevande più amate dagli italiani e apprezzate dai turisti stranieri, ma ormai berlo al bar è diventato sempre più costoso. Rispetto a 5 anni fa costa un quarto in più e si avvicina sempre di più alla soglia di 1,50 euro. I dati sono quelli rilevati dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi CRC, che con Assutenti ha realizzato uno studio sul cosiddetto caro tazzina. Bolzano si conferma la città con il prezzo più alto, ma tra le 11 province italiane che hanno raggiunto la soglia dell'1,40 rientrano anche le Venete, Treviso e Padova. Quanto costa il caffè? 1,50 euro. Abbiamo fermo da 4 anni perché siamo partiti già con una qualità alta, dovremmo aumentarlo ma non lo facciamo. Quanto costa il caffè? 1,50 euro. Cambia se viene servito al tavolo o al banco? No. Non c'è il prezzo del servizio al tavolo, viene 1,50 euro per tutti. All'ombra del santo il costo del caffè può anche salire se si consuma seduti al tavolo e non al bancone. Servito a tavolo ha un costo maggiore. Se arriva? Nel caso nostro, che abbiamo un plateatico molto costoso davanti alla Basilica, viene 2,50 il caffè. Al banco il prezzo più comune in centro a Padova è di 1,40 euro, mentre alcuni bar a fatica cercano di mantenere l'1,20 euro. Alla base dei rincari non è solo la materia prima, ma il costo dell'energia per gli esercenti. Da un annetto, 2 è aumentato di 10-20 centesimi in base a dove si va, però più o meno sta sull'1,30 euro. Prendendo il caffè sempre sulla mattina, negli ultimi anni un po' tipo sui 20 centesimi. Il caffè italiano però resta il più buono e rispetto ai paesi del nord Europa il più economico, come ricorda questa turista tedesca. Cheaper and better. This is a cappuccino, però espresso, normalmente espresso.